Alle origini del linguaggio, l'ultima fatica letteraria del consigliere Stefano Valdegamberi. Cosa c'è alle origini del linguaggio? Il linguaggio nasce tantissimi millenni fa. Il linguaggio inizialmente era un linguaggio fatto coi gesti, dove la parola nasce molto dopo, e i suoni nascono secondo me intorno al 50, 60, 70 mila anni fa e nascono come un messaggio complementare a quello dei gesti, al linguaggio dei segni, ed serve per completare il messaggio che con i segni non si riusciva a esprimere, soprattutto per definire alcuni termini astratti come il concetto di luce e il concetto di buio. Da cosa ha tratto spunto per la sua ricerca? Ma la mia ricerca parte da molto lontano, dai banchi del liceo, quando un professore ci illustrò in un paio di lezioni, e poi purtroppo venne a mancare questo professore alla terza lezione, e ci illustrò come degli suoi studi su come riusciva a interpretare un sistema delle origini del linguaggio attraverso dei suoni concetto. Lui riteneva che nei suoni delle lettere dell'alfabeto questi suoni nascondano dei concetti primitivi, e questo è uno dei fondamenti appunto della teoria. E da lì mi affascinò molto questa sua lettura, questa sua interpretazione che poi lui ci dimostrò in aula, e da lì continuai poi a approfondire gli studi, portarlo avanti. A un certo punto, a 25 anni, non mi trovavo su alcune cose, forse avevo capito male, forse non mi tornavano i conti. Nel tempo riuscii a chiarire bene quegli aspetti che erano allora oscuri, e finì per 50 anni per definire tutto il sistema di una nuova teoria che apre tantissimi spunti nuovi, soprattutto nella ricerca scientifica, nella ricerca filosofica, in tutti gli ambiti della scienza, perché il linguaggio nasce dalla logica, è un tutt'uno con la logica, o meglio è un midio della logica. Addirittura ho trovato una correlazione tra i numeri, che sono diciamo il linguaggio della matematica, che è a sua volta il linguaggio della logica, e i suoni, quindi le parole. Ho trovato una correlazione tra numeri e parole attraverso una formula che è interessante, che mette insieme le due cose, perché entrambi esprimono un unico concetto. La mente è unica, il concetto è unico e può essere espresso attraverso il linguaggio dei numeri o attraverso il linguaggio delle lettere. È una ricerca che ha avuto tra le principali fonti? Purtroppo non ci sono tantissime fonti perché è totalmente innovativa, e certamente mi sono fatto riferimento a tutti gli studi fatti sulla genetica, sull'evoluzione dell'uomo, anche perché io ritengo che noi abbiamo creato nella Rift Valley, l'Homo sapiens ha creato dei suoni concetto che sono come i mattoni che poi hanno costruito tutte le lingue. Ecco, questi mattoni sono stati codificati prima di 50.000 anni fa, perché li troviamo comuni dalle lingue amerinde a quelle dei nativi australiani, a quelle asiatiche, a quelle indoeuropee, tutte le lingue del mondo adoperano gli stessi mattoni. Come dire, le lingue sembrano diverse una dall'altra, come un'abitazione è diversa dall'altra, una è in legno, una è fatta in pietra, una con calcestruzzo, ma alla fine usano tutti gli stessi materiali. Ecco, il nome di quei materiali lì, il mattone con cui è formato il linguaggio verbale, ha lo stesso significato in tutte le lingue del mondo. Il lettore cosa si deve aspettare? Cosa trova? Tecnica, oppure è accessibile a tutti questo libro o solo per addetti ai lavori? No, è un libro che ho cercato di scriverlo in maniera semplice, il più semplice possibile, per quanto possa essere possibile la semplicità in questo contesto. Comunque credo sia un libro comprensibile a tutti, soprattutto nella seconda parte è molto scorrevole, porta tanti esempi concreti anche nell'italiano, nell'inglese, in tante lingue, come questi concetti li trovi, l'imprinting, questi concetti sono tuttora presenti in queste parole. Ecco, è un libro che insomma è affascinante, perché finalmente si capisce perché Dio si chiama Dio, Allah dice Allah, cosa vuol dire, cosa c'è dietro queste parole, cosa ci sono dietro i miti che io analizzo velocemente nel libro sull'origine dell'uomo nelle varie culture e civiltà, dagli egizi a quello cinese, a quello delle popolazioni delle isole dell'Oceano Pacifico, a quelle americane, e cercare l'origine dell'umanità. Tra l'altro troviamo dei comuni denominatori, e questo libro aiuta a capire meglio il perché, per esempio, il Num, la brodaglia iniziale all'origine del mondo secondo gli egizi si chiama Nun e non diversamente, perché uno si chiama uno, perché due è due e perché tre è tre. Finalmente diamo un significato ai numeri che non è mai stato dato da nessuno, grazie a questi nuovi concetti che sono stati, diciamo, scoperti analizzando le varie lingue e cercando di capire qual era il significato originale di certi suoni.